Le prime e seconde classificate del campionato di terza categoria vengono promosse direttamente in seconda. Infatti, in considerazione dell'interruzione forzata delle competizioni sportive della LND, non verranno disputate le gare di playoff. Per quanto riguarda il girone di Agrigento, ottengono il salto di categoria la Virtus Favara e il Campobello 1979. Con lo stesso metodo di valutazione in prima categoria salgono le prime due classificate della seconda e nel caso del girone E composto da compagine agrigentine e nissene vengono promosse due squadre della provincia di Caltanissetta. Si tratta di Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. Per quanto riguarda l'organico del campionato di promozione, vengono promosse in tale torneo le società prime classificate nei 7 gironi del campionato di prima categoria, mentre i rimanenti 3 posti saranno decisi nelle gare spareggio tra le società vincenti i relativi playoff di ogni girone. Nel girone G l'unica promossa al momento è l'Atletico Gorgonia della città di Devia. Salendo di categoria dalla promozione arriva in eccellenza l'Unità Sciacca, cui si potrebbe aggiungere anche la Folgore di Castelvetrano. A questo punto, salvo capovolgimenti dell'ultima ora, se tutto dovesse rimanere tale quale, il prossimo campionato d'eccellenza del Girone A vedrebbe ai nastri di partenza ben 17 squadre. Esattamente Canicattì, Acregas, Profavara, Unitas Sciacca, Marsala, Geraci, Parmonfal, Sporting Vallone, Castellammare, San Cataldese, Mazzara, Cefaledium, Monreale, Don Carlo Misilmeri, Oratorio, Marineo, Cussi Palermo e Folgore Onorio.